E me loga sua parti ai monta. Un rumore della guerra ha riscosso valli e monti e San Piero è giunto e vuole che i guerrieri siano pronti. Laveremo nostro onore nell'oscuri nei fronti. Saluta Giuseppina. Buongiorno. Dunque, ci potete rispondere a questa questione che ci è stata posta, perché Basterica non si chiama più Bastirga? Allora, l'affare ricola tanto tempo fa, quando a Corsica è diventata francese e che i francesi hanno cercato di scrivere i nomi di tutti i paesi e facevano a domanda come si chiama un paese, un paese si chiamava Bastirda. Allora, a spiegare in francese perché l'affare è complicata di incontro e che i cose complicati di noi diciamo l'affare solo in francese. Sì. Alors, quand les Français sont venus répertorier les noms des villages, ils ont entendu Bastirga. Bastirga, ils ont entendu le R qui roulait et qui n'est pas habituel en français. Donc ce R a été transformé à l'écriture en L parce que les consonnes R et L elles font partie d'un même groupe de consonnes qu'on appelle des consonnes liquides. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Bastirga, il y avait un G. Et le G, fait partie d'un groupe de consonnes qui est avec le C, qu'on appelle des gutturales. Alors, G, quand on dit G, ça s'appelle une gutturale sonore, et quand on dit que, c'est la même chose, mais sourde. Il est très facile, dans l'évolution d'une langue, de passer du G au que. Donc, il nous reste le petit problème du I. Le petit problème du I, il s'explique aussi, en prononciation, par la difficulté de prononcer le G ou de prononcer le que. Ces deux consonnes ensemble, c'est difficile. Donc il y a un phénomène dans l'évolution de la langue, quand on étudie ce qui s'appelle la philologie, qui s'appelle l'épenthèse, c'est-à-dire qu'on va rajouter quelque chose, on va rajouter soit une consonne, soit une voyelle. Et là, la voyelle la plus neutre, la plus facile à mettre, c'était un I. Et voilà pourquoi, de Bastirga, on est passé à Bastirga. Ma a radica di Bastirga si ritrova sempre quando non parla un nome di paesani di Bastirga si dice i I Basтерgacci. Bastirgacci. I Basтерgacci. E qui voi siete in da piaggia di Bastirga, dunque in da Basтерgacci si può dire che li chiamano oggi Bastirgaccia. Ma non si dovrei mica chiamare Bastirgaccia, si chiamava a Bastirgaccia. A Bastirgaccia voglio dire i luoghi di tutti i Bastirgacci. Come si dice di noi, bisogna aggisunare. Giusto appunto, sì. Ecco. Voglio rispondere? Sì, ma avete risposto a tutto il mondo. Madame Gistucci, a ringraziarvi di aver spartuto il vostro sapere con noi. A me mi faccia piacere che a gioventù si interessasse un po' a tutto questo affare, perché perdiamo il senso, perdiamo tutto e tocca a voi a ripigliare a bandiera. Con l'aiuto di enti come voi che ci trasmettono tutta questa ricchezza. A me mi faccia sempre piacere, so a vostra disposizione quando A volete. ringraziarvi. Allora, qui siamo a un'autostrada per andare al In piano est, 10. qua. Ecco. Allora, qui a Nantastaresi, i luoghi importanti sono Uccioccio, questo che tu vedi più lontano da qui, a Ventosella. D'accordo. Dopo c'è il Postoggio e Sì. dopo Iugnenese.
Ma qui da retro E non si tutto- vede, o postoggio non si vede mica. No, è piatto per la colletta qua. D'accordo. E tutto il vangone qui, Yeah. e dove va il fiume che pia, che nasce in Foce d'Astra Yeah. e che fa la Pazzepito E si e si lampa ghetta il Prunelli. in un prunile, si lampa in un prunile. E io il fiume più maggiore che si lampa in un Prunelli. D'accordo. Lese, Lese. porta un nome Come là, un piano. tuo D'accordo. piano. D'accordo. E tutto il vangone quello da là si chiama Ariola. A Riola. Ariola, Perché? A-R-I-O-L-A, Ariola. Per chi? Ariola perché sono che c'era l'aria, c'erano i pastori. D'accordo. Trovi che era un'aria più Più pura. sana. D'accordo. A Riola. E il passaggio quello da là Yeah. è a bocca da Rusola. La Rusola. Quello o quello da là. Yeah. A Rusola. A Rusola. Come la Pagliugna in Rusola? Fraseto. Ah, Pagliugna in Fraseto. qui. E guarda, da rete a quello, Da sta a quella bocca. bocca quella da là c'è Fraseto. D'accordo. E c'è un chalet di riposo di montagna, Yeah. Vince Luca, vedo la rete Ah, davanti alla yeah, carta, è marcato Vince Luca. D'accordo. Ma questo qua da là fa, Vabbè. c'era. Ecco, quello. Uè, solo qui lo Zambucchino. Zambucchino. Ecco, E sto monte qui, come si chiama? il monte qui era un nome, è un Mantelluccio. Manteluccio. E noi, i pastelgacci, l'hanno sempre chiamata a Punta Secca. D'accordo. Secca perché vero non ci sono mica i turippi quella da su, eh? Ah, ieri- Vero mica è secca, non c'è capito il cagno, ieri eh? non c'è La un Punta luogo di Secca, e pesca, faccio più quello- di 1500 metri. No. Allora, ciò che tu vedi in giù è Wangone di Bastelga. Un vangone, qui Tu Prunelli. tutta la vadi, sì. È tutta la valle, un Wangone e una valle, guarda. No, è In un fondo vangone. io se coticchiava, arrivi a Iacci e Porticcio. guarda. D'accordo. Bon. E qui da sta Qui, parte... sta punta qui che noi vediamo, in dove ci sono questi arbori che sono appena bruciati e tutto. Non sapete mica come la si chiama? Qui si chiama una corbaglia. A Curbaglia. Mica la corbagliura, la No, a corbaglia. Curbaglia, d'accordo. La corbaglia. E ciò che tu vedi quella da là è... Un nome Boccia. bene, La Pozzeni forse era... Dai corvi e tutte- dall'animale, Secondo della me cerca. sì, secondo me sì. D'accordo. Dopo che mi avete detto qui, mi avete mostrato un altro luogo. Questi sono i limiti di Bastelga. E a Cutulesa, da a retta. Cotulesa, D'accordo. a Turlinca. E Questo si chiama Puccia, Poccia, ma in Tutto due, per guardare là. in montagna. giusto un faccio quella da là. E E il passaggio quella da là è a Pazzara. a Pazzara. A A Pazzara. Zara, quello in su. A Zara, voilà. E a Pazzara. Ecco, ci potete presentare? Allora, si loro che noi vediamo qui davanti a noi, Per cominciare ti ho presentato dove non siamo arrivati. Qui a Corbagliola. a Corbagliola. Da rete a me c'è la colletta, qui a Corbagliola. E qui vediamo un monte che non abbiamo capito? visto Voilà. dinanzi, Ecco. E a punta quella da là è un murcicone. un murcicone. Un murcicone. D'accordo. Dopo da quando c'è Pietramala, Monte Veremica, abituale al Murangiù. Allora, ciò che vi vedete, l'ultima cima che voi avete quella da là, è la più alta. La vediamo di Bastelga, E è a Zara Scaldasoli. a Zara Scaldasole. Scaldasoli. Allora, a parte dritta, a limitare la parte dritta, c'è il Piandese, E a dritta quella da là. L'ultima Zara, 12 nuvoloni. d'accordo. Ciò Piandese. Ciò che voi vedete a valle quella da su è a Punta di Termini, dove c'è quello nuvolone, solo so. In due? Dove c'è quello nuvolone, c'è 3 nuvoloni. Uve. I Termini. D'accordo. E dopo qualche manca c'è tutta la Zara, anche una punta un poco più alta, che si chiama Ursagiura. Ma hanno una significazione questi nomi qui? Ma sapete perché si chiamano così? E dopo un po' sverzi, Ursagiura, Sì. dopo un po' D'accordo. Scaldasoli, perché Oh, è un ma- luogo più caldo Sì, che sì. c'era. Dopo la punta quella da là c'è la Rua Renosa. Quella a mezza due E è un monti più noi lontano. vediamo, più D'inverno lontano. si vede quando c'è la neve. Voilà. Ok. E la conca, quella da là, do Tavone, sotto, Yeah. dove c'è Vitalaca. Anche un vangone che farà così, E farà così, Vitalaca, o Prunelli. È un prunile che fa O da qui. Prunelli. Prunelli o di o Fiume Nero. Fiume nero.
fiume Orbu, fiume di capisco. un'altra maniera. Non la sapevo mica, Fiume Prunelli, invece di sa fiumi Nero e Prunelli, perché i Prunelli vengono pruno, Yeah. o tanto nero, capisci? D'accordo, non la sapevo mica, interessante. Dunque, ciò vengono di Vitalaca, Yeah. e dunque a Varete, ma quella della si vede a limite di luoghi di pastore a Latina, più ci sono qui di vai. In due. Io vengo mica da qui. Mica da vangoni là, Yeah. da 15, a limite qua. Yeah. Qui lo spazio è a Latina, luoghi di pastore. D'accordo. E sopra, appunto quella da là che muoverete, Yeah. a più alta, Yeah. dalla rete luoghi nostri, Yeah. ma a più alta verso noi, dove ci sono i voloni Yeah. che somiglia a un fioro. Qui a Punta la vetta, Da vetta. una vetta come Yeah. una zaglianata. D'accordo. E da qui si vede un po' tanto così, e a Piaggiola, D'accordo. perché c'è un'arba che nasce a Pagliola, Yeah. e poi più i pastori, per esempio quella dall'Anchi su Pecori, e camminava a Piaggia Vastelegaccia, Ah. a Piaggiola. D'accordo. Ramintare a Basilicaccia in giorno. E sto fuori, verso la manca, Piaggiola, dove c'è quello neurone, quella da là, Yeah. Yeah. i lucaravone così. Yeah. Qui si chiama a Vastelegaccia. Ah bon? A Vastelegaccia, questo nome così, non la vera ancora. Voilà. E sto figlioli veri, a parte la Piaggiola, sto faro per mettere giù una colletta, Piaggiola. Yeah. Qui si chiama Uveno. Vedi? Uveno. Ma non ci riusciamo mica. No, lo chiamano Uveno. E a punta più bella è Quarcio Mizzano. Quarcio Mizzano. C'è due capanne di Ah, pastore. C'erano le capanne qua. D'accordo. In la Latina ce n'erano 5-6 capanne, Yeah. ce n'è più. D'accordo. Allora, non su, A Piaggiola. ci avete parlato qui di a Piaggiola, E che non sicuro. so, si vede Sotto a bene. Piaggiola c'è la Latina e io tasso, sono che di pastore. D'accordo, e si vede tutti questi piani puliti qui. E sono puliti, sì, sì. Boh, ci sono appena di mucchi e tutto. Erano ma- puliti, ma va. Bon. Boh. Dopo, chi ci sono come luoghi qui? E beh, dunque, venendo da Piaggiola, Facendo da tette Piaggiola su Scoglio. che non- Spesio dei Renti, così, e qui è Quarcio Mizzano e a Uveno si chiama. D'accordo. E da Rareto c'è a Olta, a Vastelgaccia da Rareto un fondo, A Vastegaccia è un piano. e da Rareto, ma se da Rareto dove c'è un ma piano, sì, voilà. sì. D'accordo, il principio da un piano, ma... No, sbocca la no, vista. da qui c'è quantunque. D'accordo. E dopo c'è a Olta, A volte è dove c'è il Pietricaggi. l'ultimo monte che noi Voilà. vediamo. Vabbè, dopo... E dopo teniamo i montagne da regione di Vulcugna, Yeah, verso Monterenoso, quella dalla Sime. yeah, Mm. Cappiaggio e tutto Voilà. questo. Qui sta a Punta Risa, Qui sta, c'è una fontana giusto sotto. d'accordo. E il collo che noi avevamo qui sotto, si vede a bocca, Yeah, a Pazzara, a Pazzara. a Pazzara. Bon, qui siamo sopra il paese di Vasterga. E Pasterna. Vasterga. Sopra sul paese, qui. Giusto Yeah. qui, c'è una specie di podio, qui. Qui è Domenicacci, a stazione Domenicacci. Domenicaccia, d'accordo. Domenicaccia che... Dove che c'è la Iesa sopra e il Santo. paese. Come si chiama? Santo. Santo. Santo, dove c'è la Iesa. D'accordo, d'accordo. E dalla rete Iesa Maior, il tassere è un truccolaccio. Un truccolato. Se era il più maior, ben corpato. Era il terzo più popolato di tutti. Yeah. Aveva dicono tre colacci. Vuol dire nulla. Era un nome un truccolaccio. Truccolaccio. Dove facevano niente un trocco. Un trocco. Un trocco era... Barattavani. O cambia, per esempio, Sbarattavano. e vendivano, e quella da là che c'era tutto il commercio D'accordo. che si faceva. D'accordo. Dopo c'è a manco a Costa. Yeah. In due a costa. A Costa giusto quelle case che doveri spiccato un po' il loro troccolaccio. Ah, d'accordo. Yeah, Giusto la rete sopra, soltanto. sopra. La terra da soltanto. D'accordo. E sotto c'è un camposanto, è bella semplice. Yeah, d'accordo, Un va camposanto, su qui. E... Boh, se non continuiamo appena verso Curandà. E per quella da là c'è un vangone rillagliala. Yeah.
vengono in villaggio e qui su chi... Che parte qua, parte da su, da Monte Colau, fa là, giù al Ponte di Minocchi. Al Ponte di Minocchi c'è la strada che parte verso Bocugna. D'accordo. Eh. Ma una strada, Quella da là, una strada a piedi, una strada a cavallo, così, Ah, no? vale, è fatta, si può passare in vettura. Si può passare in E vettura, dei tempi, quando quello loco pulito, non ci sono l'arbori. Vengo. Quella da là è... Questo qui, quello là, giusto in faccia. Ecco, Come si chiama? quella da là è Petra Pennola. Petra Pennola. Petra Pennola. Dindo bene, Pennola. Petra Pendola, Pendola. Pennola, noi diciamo Pennola, ma c'era un pastore che ci stava qua da là. E poi dopo c'è Poccia, tutta la regione in mezzo a Tulinca, a Bastiglia. A spesa di Conca che noi vediamo qui, E beh, qui è Poccia, Poccia, d'accordo. a Varina Bianca, a Lardiga, a Salentaccia, c'è parecchi nomi, Varina Bianca. Quando noi vediamo ci sono due specie di scogli qui, che noi vediamo luoghi, uno qui a dritta e l'altro a manca. Come si chiama? Ne sapete? Qui è... aspetta, mica Varina Bianca qui, è più sotto. Qui è di già cominciare già a Ponte Vecchio. Ponte Vecchio. O ponte in sotto e qui Quello chi va può andare in toda. ecco, guarda. Qui su Ponte Vecchio. D'accordo. No. Bon, vabbè. Qui è un luogo che in dove noi siamo. Come si chiama? Qui è Usambuco. Usambuco. Non ti strada per cudare in mezzo. Ciò che è ben qui in Bastiglia sono tutti questi sardi, saguriti. A comune maiore. E per esempio, C'è assai c'è fai. 14 comuni in giro di Bastiglia. A più vicino è Tolla, D'accordo. 11 km. Dopo c'è Cavolo, dopo c'è Santa Maria, e dopo c'è Ciamannaccia, Cozzanzi in su, Sì. e Ghisoni del ritorno. Sbocca in Ha Luttaro. capito? E poi Cognaco. Bastirga è in davanti di Prunelli. Bastevo Pronelli passa a mezzo. Yeah. E dice sempre, Bastirga è costruito un anfiteatro nato a Pronelli. Ah, Anfiteatro. d'accordo. Qui, il primo monte, come si chiama? Beh, aspetta, dipende qual è sta anche. Metti detto Tiroli d'un'altro. In su, lì, in su. Ecco, facciamo da Tiroli e poi dopo rivalendo, sino all'audito da quello andato. L'autore dalla reta a Punta Razzicchio, Su scoglio qui? Ma si vede, normalmente si vede un po' carino, vi giuro. Si vede un po' carino. O là si vede? E la punta qui scogliata è al sicchio. Al sito. Allora niente dici al sicchio perché ci sono l'alzi. Yeah. Ce ne mi cazzo, l'alzi sono i fungionari. D'accordo. In montagna così. D'accordo. Al sicchio vuol dire l'alto sito. L'alto sito. Io lo scrivetti. C'è- Dicendo io un altro sito non se lo andiamo a stigare. D'accordo. Un andò più se lo vede le sotto. D'accordo. E dunque c'è stato una... E dopo gli enti struppiavano, Una ripeto. scoppiata di... E come all'entrata del paese a piscia Raziana. Aziana non vuol dire nulla. E a piscia di Zariana, D'accordo. Ziariana, Ziariana. Diana. Piscia la cascata di Diana. D'accordo. E sa donna Ziana. D'accordo. Perché dopo... Per esempio, il paese, il terziero di Bastiglia, quello da là, i Tricolacci, a Petricaglia che c'è sopra la costa. E Piglioletto. Muovere un nome, non è mica Piglioletto. Yeah. Vuol dire un peggio loco che c'era in Bastiglia. Non c'era che Petricaglia. Sopra la costa. Sopra agosto, un peggio lungo che... Ma noi lo chiamiamo Piglioletto, ma se tu rifletti il nome era un peggio loco, peggio che con l'altro. Qui, giusto accanto al Tiroli, c'è... La È scritto Lago Ron, ma si chiama Lago... La colonia, ma io aggiungerei piuttosto la Coraglia, ma fe. La Curaglia. Ma e poi fa sbaglio, Yeah. anche un altro luogo che li chiama la Coraglia, non c'è un canale. D'accordo. Canale, guarda, diamo la colonia, non cerchiamo mica mezz'ora. Qui a Punta di Tomba, A tomba prima sono 12 punta- ossi al di qui, e dopo da rete vediamo c'è al sicchio. al sito e la
Sotto a Piaggiola. Sotto la Piaggiola c'è qua Somizzano e l'Umore Stannanza. E dopo c'è una valle così, con i pinelaraci. E qui che lo nasce a fiume dell'Agliara. D'accordo. E si chiama sopra si chiama Aolca. Aolta, l'abbiamo visto da Grandà. E dopo quella da là comincia il canale che giunge l'acqua in paese. D'accordo, e l'acqua è ciò che dà l'acqua a Bastirga. E poi dopo tutti i monti do Cascione. Bom, le montagne che noi vediamo in fondo, quello a bocca che noi vediamo, è a bocca di Asoglia. Ma se noi veniamo più verso qui, il luogo in davanti che noi vediamo, dove ci sono tutti questi alberi qui, è a bocca di Ascaleda. E se noi affranchiamo, faremo sino in Tavera e più sopra in Bucugna. Bon, qui c'è un gargalo che fa là. E qui c'è l'Esi che fa così, e qui c'è un gargariello, lo chiamano i Brugnoli. Non è un gargalo maior. Ciò che tu vedi, c'è un tuo pezzo dove eserce la severo veno. Qui cominciano i Prugnoli. Si vede appena. Voilà. Prugnolo. E qui c'è in da voce, c'è un luogo che si chiama Anela. In dove è? Non so mica. Io non nome che impargavare. D'accordo. E quello su a Vorca d'Olmo. E a Vorca d'Olmo è verso Monteluccio. D'accordo. Accanto a Monteluccio a dritta. A Vorca d'Olmo. L'Olmo. L'Olmo è l'arboro bianco. L'arboro bianco, giusto appunto, che noi vediamo in Aiaccio a Piazza L'Olmo. L'Olmo, D'accordo. Voilà. Bon, qui siamo in Bocca di Ciano, un luogo, un anziano passaggio di banditi che giungono in Bastirga, e qui, questa piccola strada in terra che noi vediamo, se ne va sino in Zipitoli. Allora, monsieur Nusi, come si chiama sul ponte qui? Questo ponte che è passato dal paese Maior al paese al terziero di Vassalacci. E il ponte del lago di Ingaccio. D'accordo, e quando era che... C'era un mulino in sposò, io Brunelli passava sopra. Questo luogo qui si chiama Mararì. Ora, Omadi, ti volevo domandare perché San Piero è diventato così famoso e di già prima in dove è nato San Piero? Allora, San Piero Corso o San Piero di Bastirga è nato in Adora, il terziero di Dominicacci, nel 1498. Si dice che lui valaria da famiglia Corsi, e da giovane si è ingaggiato subito nell'armata, è stato lavorato assai, è stato assai con i francesi, l'armata francese di tanto, e poi dopo è mosso anche in Italia, in Firenze, e era a Gorti di Medici, con Catalina di Medici. C'è stato assai per assai anni. E il pensiero maggiore è stato di combattere i genuesi. Dopo si è maritato con una giovane, mi pare che la moglie aveva 16 anni quando l'ha sposato, Vanina Dornano, e disgraziosamente dichiarato, partito che era in guerra, si dice che la moglie l'ha tradita, tanto è voltata, era a Marseglia, e l'ha strangolata. E dopo, tanti anni dopo, la famiglia di moglie l'ha potuta di sicuro vendicare e è stato ucciso dal tombo di circondi di Cicasuave. E qui mi hai visto che i Bastirga ci tenivano a San Piero Corso. Di sicuro, perché per conto mio è uno dei 3 eroi che l'ha contata a Corsia, venne di Pasquale Bau, San Bucuccio D'Alando, e è lo stesso. Io che ci tenevo assai, d'altronde non ci aveva la statua che è stata installata all'entrata di un paese. Prima era davanti a un convento che è diventato dopo un centro, a scuola di Bastirga e a Nerigna e accanto a Liege a San Michele. Allora, ci puoi spiegare qui in due esempi? Allora, qui siamo in un carroggio di Ator, e il carroggio è cresciuto di San Piero Corso, dunque si chiama Ator perché all'epoca di San Piero era veramente un bastione,
Donc era veramente importante per il paese, dunque di quanto un carroggio assai importante in Massimo. E qui noi ci troviamo allora? Allora qui ci troviamo davanti a casa di San Piero, in dove l'ha cresciuto. Dunque possiamo vedere una lastra. Dunque... C'è una vola che ti piace, che ci puoi contare? Io c'è una volta che mi ha contato babbo con il tanto, un'azienda di Ugonte di Uvrasso. Ugonte di Uvrasso. Allora si dice che nei tempi noi non esisteva mica e Ugonte di Uvrasso era installato a stagione, dove era a stagione di un piandesi. E un bel giorno è nevato. E Ugonte di Uvrasso ha detto scappiamo che è giunto il diavolo. E sono scappati e sono fallati a installarsi appena più lontano che il parte di Pisciatella. E qui è stato fatto a questo punto un castello e i suoi discendenti saranno i Frassati, quelli che portano la casata, i Frassati. E è vero, i Frassati ce ne assai, di sicuro un castello, ma anche il loro tour accanto a tra Pisciatella e Benistà. Allora era assai vecchio e vi dico, sarebbe scappato e ha fatto il suo castello e dice che esiste sempre un castello di Ugonte di Uvrasso. Interessante. Al XVI secolo c'era un uomo di valori che chiamasse istruzione e tutto. E all'epoca faceva partita di magnifiche erano i comavali, la giunti nere e cose così. E dicevano che aveva un potere che lui aveva dato Riauli. Dunque scontro Riauli. Io Riauli l'ha detto, come te, io ti giurerò il potere, allora faccio che tu vuoi. Ma quando tu muori, la tua anima non deve mica entrare in 10. La tua anima non si mica in 10, ammirai a me. Bon. E l'affare c'era stato già da 3 scontri, è troppo lungo se lo sta contando. Dunque parliamo di questo scontro. E un magnifico Matteo è vero, ha partecipato a massi problemi europei, per esempio, quando c'è stata la vola a Torre dei Capitelli, i Vastelgacci avevano costruito la torre. E i nuesi da Iacino non volevano mica pagare. I Vastelgacci hanno detto non si vuole pagare mica, ci portiamo. Perché ma sappiamo ciò che dicevano i Vastelgacci. E un magnifico Matteo ha detto fate tonda tutti i capri e i sirucchi e fate metri di vuna, che la vuna quando le nuove stinza. Allora, sono falate all'appuntamento con la Iacini e hanno detto attenzione, se vuoi pagare mica ci culliamo. Lei ci dice, mi salire, faccio così. Hanno ricato la torre così e poi hanno appeso i cose per i sottocinesi da un canto e dall'altro. E ha detto, paghetto o no? Un magnifico ha detto, attenzione, ci portiamo. In più c'era un frate, anche quello, frate Ioanni, che ne sapeva massi, faceva un invece di venerisce e di pregare. Allora ci portiamo. Hanno cominciato a avanzare bello e avevano un'istinza quando è nuova. Allora, un figliolano mica a torre, sai come lo proibro chinois, quando il cinese mostra a luna, il coglione riguarda le doigts, e là pareil, è verità, e i figliolani mica si portano, le paghiamo. Voilà. E ci chiamano i tiratori. E ne ha fatto masse cose così, un magnifico Matteo. Ma, sai come lei, è venuto un momento dove riusciva a partire da colando, se ne avescono, se ne era mura, ha cominciato a avere paura. Ha prevenuto tutti i parenti, gli amici di Tovidori. E ha fatto un patto, ancora Iauli, e mi ha dato a te, quando è morto, allora non mi farete mica a stretta. A stretta era la casa di Don Magnifico, c'è sempre la casa.
c'è scritto non va a sapere a chi fortuna contro, c'è sempre a casa. E la stretta si chiama stretta prigionaccia, perché in fondo c'era la prigione. E falavano la iscia, ma mica sta michele davanti, usava michele di lope, che era una isciura. Allora, è morto. E l'hanno fatto in Europa, yes. Non sono mica cavalati, io riavo, l'aspettava. E come se ne ha visto, c'erano gli operiti che cantavano poesie, che fibinerie, e era troppo tardi. Uriauli si è ammocciato, aveva preso una pietra, ma io così, e l'ha lampata innanzi al campanile, c'era un campanile fuori, mica piccata io accanto. E fece un bel uoco, tutto, e dopo contano che lui tappavano il tabò e non si morava mai, si interrompeva sempre. Questa è la storia di un magnifico mattino. Ma poi, per la stretta prigionaccia, non c'è mai più fatto un battesimo, un matrimonio, un interramento. Jamais, mai. Allora che va? Se non c'è un interramento, non farà mica. All'epoca si parlava a peri, Hasta io portavo i casci in culo. Mai, insomma, non faranno più per la stretta prigionaccia. Ma questa è una buona che dice contano che erano zittilli, poi faceva paura, perché ci piace una paura, contendoci fuori di mazzeri. Allora, Orienti, ci puoi rispondere, mi ferma sempre i giovani come voi che si interessano ai nomi di loro qui in Bastirca o no? Ce ne assai, ce ne assai di ieri, ce ne assai giovani che vogliono imparare, che vogliono sapere i luoghi dei nostri paesi. Per voi a Tramandieri è qualcosa di importante? È veramente importante perché è veramente una ricchezza. Dunque penso che ci ferma a fare una barriera e una tramandata tra i giovani e così vinceremo a fare. Tu vuoi tanta nostalgia? Beh, rileggo a mia mamma, bella come a 30 anni, con i suoi occhi in petto, colti alla mattina, e rileggo mio papà con il suo cappello negro, che cullava un paese a mezzo alle vigne, di un'edì a vita, fare troppo in furia, odiano tutte e due i capelli di nebbia, ma io rivedo sempre con l'occhio ronzidello, e quando penso a quello mi viene la nostalgia. Quando penso a te, dandomi scappa un pianto, tutto st'amore perso mi ne posso scordare. Ma quando penso a te, si calmano i vanti, si spengono i fuochi,